Bene, buonasera a tutti, amici del gruppo Cuore, Parole, Pensiero da Vladimiro Lamantia. Per passione d'autore, questa sera abbiamo l'ospite, scrittrice e poetessa Sabatina Napolitano. Benvenuta Sabatina. Buonasera, grazie a tutti, ciao. Grazie per la tua disponibilità. Ennesimo appuntamento di questo programma di condivisione culturale del gruppo per promuovere gli autori, noi scrittori, per parlare un po' di quello che è la scrittura e promuovere negli obiettivi del gruppo la lettura appunto e la scrittura. Sabatina Napolitano, io ho letto la tua interessante biografia, tu sei sarda perché provieni dalla Maddalena, provincia di Sassari, successivamente ti sei trasferita ad Asciano, quindi in provincia di Siena. Ci puoi un po' raccontare un po' di te, della tua biografia? Buonasera, sì, mi scuso di essermi presentata col maglione, proprio in un contesto, in un ambiente familiare. No, il problema è che non mi sento molto bene. È qualche giorno che ho questo dolorino, in realtà sono fitte molto dolorose al rene sinistro e non ho voglia di andare a prendere soccorso, non voglio espormi in questo senso, quindi sto veramente soffrendo. Io sono nata alla Maddalena, però sono di origini sarde. ehm, Poi ho vissuto a Napoli, ho studiato a Napoli e adesso mi sono trasferita ad Asciano, che è in provincia di Siena, nelle terre senesi. Eh, Tuttavia, nel 2013 io sono stata invitata ad un festival a Sciacca e questi ragazzi mi pagarono anche l'aereo, il biglietto dell'aereo, mi pagarono l'albergo. Io non ho mai capito poi com'è stata la dinamica dietro, chi ha scelto di invitarmi, perché mi hanno chiamato. Io ricordo solamente che avevo scritto questo libro che si chiama Tango per Cigni Neri e chiaramente sempre nella logica di un disegno del mistero, perché io non ho mai seguito le dietrologie dei premi, degli esordi, io devo vincere, l'ambizione, no, ho sempre seguito l'aspirazione che mi muoveva la poesia nell'incontrare le persone. Quindi io avevo incontrato l'editore Il Saggio, che tra l'altro è Cavaliere della Repubblica, e niente, era nato questo progetto del libro Tango per Cigni Neri. Poi sì, fui invitata a Sciacca e quindi in internet c'è anche un video dove parlo, una ragazza mi intervista in un cinema lì a Sciacca, ho un ricordo molto molto bello anche di Palermo, delle zone che mi hanno fatto visitare lì. Non ho mai capito poi come è andata a finire quel festival, se hanno continuato con quel festival, però io dopo quella uscita pubblica non ne ho fatte più, anche perché mi sono ritirata, avevo dei problemi personali per cui non ho scelto di continuare la vita pubblica. Se l'avessi scelto magari adesso mi troverei a pubblicare Naudi, per dire. Però si fanno tanti errori, ma tanti, io accumulo solo errori nella mia vita, sono un'accumulatrice di errori, quindi Beh, da un quel po' come momento. tutti, un po' come tutti commettiamo errori, ma possono essere anche un insegnamento questi errori ad evitare di commetterne altri. Non lo so, se vuoi sapere la mia, io ho la particolarità di commettere errori sempre diversi. Non commetto mai lo stesso errore, quindi c'è un'infinità di scelta degli errori che posso commettere, quindi alla fine non traggo mai esperienza perché poi trovo sempre errori nuovi. Quindi la mia particolarità è di avere proprio la ricerca degli errori. Alla fine il ricordo che ho della Sicilia è bellissimo, anche perché io prima di essere invitata a Sciacca, quando ero ancora più giovane, avevo un blog su Splinter e qui ho il piacere anche di leggere all'epoca Andrea Bellantone, che tra l'altro anche adesso seguo quello che fa e gli voglio molto molto bene. Quindi quando si dice Sicilia, io penso a Andrea Bellantone. Non penso paradossalmente non penso a nessuna scrittrice, no, non penso a nessun altro, penso ad Andrea per quanto riguarda la Sicilia. Hai questo bel ricordo allora della nostra Sicilia. Ecco, io sono
orgogliosissimo, mi fa piacere che parli bene della nostra terra, hai avuto questa occasione e quindi per trarre qualche spunto per quanto concerne la tua scrittura e quindi è stato anche uno stimolo venire in Sicilia per poter continuare la tua ricerca interiore per scrivere, diciamo, o è stato un passaggio casuale? No, io credo che è stato un passaggio molto importante, quello di andare a Sciacca, però io ero un personaggio diverso, non so se i ragazzi si ricordano di me. I ragazzi mi adoravano, un po' come adesso c'è l'adulazione dello scrittore dell'esordio, perché c'è una particolare adulazione per per gli Sì, esordi. Questo per tutti gli esordi possibili, da ogni tipo, perché comunque è una logica anche economica. Molto spesso un editore preferisce un esordio piuttosto che un autore noto, perché l'esordio si aspetta sempre che faccia quelle 6.000 copie, però ovviamente sono utopie, e veramente diciamo utopie. può trarre magari curiosità essendo nuovo per quanto Però riguarda lo stile di sono scrittura. dinamiche, è marketing, quindi questa è Sì, sì. diciamo la logica di tutti perché si parla di marketing. Però il punto è che non era un esordio da parte mia, non mi ricordo nemmeno se fosse la prima uscita pubblica, è che io mi sono sentita proprio bene, è stato alchemico, Sciacca è stata veramente alchemica per me, anche perché è una terra citata da tanta letteratura, quindi molti scrittori siciliani si sono ritrovati a scrivere di Sciacca, quindi ho un ricordo alchemico anche di quel luogo. Poi, ripeto, era un personaggio completamente diverso. Mi ricordo che prendemmo i cicchetti, la birra, c'era più un'atmosfera meno seriosa, meno pesante di quella che magari adesso ho assunto, ma non per quello che scrivo, ma piuttosto per quello che penso, per l'età, per quello che viviamo. E quindi io ho un atteggiamento verso il pubblico, così come verso i miei coetanei, che tra l'altro adesso hanno 35 anni, quindi sono abbastanza grandi e maturi, e che è quello di non essere superficiali, di sorridere e ridere sì, ma la superficialità è come si dice, come si potrebbe definire? La superficialità è comunque una forma di crudeltà, la superficialità. E molto spesso dagli uomini colti viene la superficialità e questo è un grande dramma, perché l'indifferenza Non ci si così. aspetta questo. Diciamo che in un capolavoro è proprio brutto vedere la superficialità. Se tu sei un capolavoro, così come le donne sono dei capolavori, anche gli uomini sono dei capolavori. Vedere degli uomini fatti veramente bene, belli, educati, di buona famiglia, che splendono, poi essere superficiali, quella è una ferita. Però per la persona, chiaramente, una ferita Se d'immagine. mi posso permettere, diciamo che possiamo diventare dei capolavori sia uomini che donne nel momento in cui si socializza e si tende a fare del bene e cercare anche di non aggiungere a quell'ostinato successo con azioni che possono ledere gli altri. Magari in poche parole, per evitare questa superficialità, ma poi siamo ovviamente esseri umani, ognuno agisce indipendentemente dalla maturità, mi permetto di dire questo perché a volte la maturità arriva anche in tarda età o non arriva mai. Molti siamo propensi, pur di arrivare al successo, dico parlando in generale, involontariamente non so, a ledere sugli altri pur di arrivare a un obiettivo, ma questo è un qualcosa che veramente poi, mi permetto di dirlo, non è un'azione di cui ci si può essere orgogliosi e di conseguenza la cosa migliore da ricercare è quell'unirsi agli altri e condividere, però sempre con la tendenza del bene e non la tendenza al male. Vuoi sapere la mia? Con sincerità, nella logica dell'editoria conta il pesce più grosso. Sembra brutale come immagine, ma chi ha più potere conta.
Quindi anche nelle logiche tra gli esordienti, così come tra gli autori che fanno comunella tra di loro, che fanno squadra, non esiste la logica del fare del bene o del male, non arrivano a un ragionamento simile. Può arrivarci uno scrittore che è già più avanti, quindi per esempio io ho intervistato Vanni che si parlava della logica del bene e del male, potrebbe arrivarci, ma i restanti non hanno alcuna logica, sono semplicemente superficiali. Te lo dico proprio, ormai ho studiato il caso ed è inutile cercare di educarli, è inutile cercare di educarli, perché loro Però sono frutto di quella che è la società. Quindi, dico, e tutto quello che ci gira intorno è il frutto della società. sì, Quindi è sì, sì, inutile sì, fare una morale, sicuramente, ma è inutile anche sicuramente fare sì. il sangue amaro. Ieri ti facevo un esempio. Se io ho una classe di ragazzini e hanno 12 anni, tu al ragazzino gli dici stai zitto, il ragazzino dopo 3 minuti si mette di nuovo a parlare. Ed è così, con qualsiasi classe di tipo non educata. Possono essere 40 donne, 40 tra uomini e donne, 40 giornalisti, 40 facenti parte di una giuria, per dire 40 per dire un numero simbolico. Però per dire che se tu gli ripeti una cosa, ma loro sono diseducati dentro, non hanno una morale perché sono infantili, non hanno una maturità spirituale da arrivare a un certo grado di maturazione. Certamente come Quindi tutti i bambini, però non sa a noi cambia la natura. educarli e dargli No, non magari cambia la la natura. giusta strada. No, no, in questo c'è anche una sorta di esistenzialismo non soggettivista in me. Non cambieranno la loro natura, non la cambieranno mai, non la cambieranno perché non hanno la maturità spirituale e l'esperienza di poter cambiare, non ce l'hanno. È come se tu a un bambino di 12 anni gli dici finiscila e ti aspetti la maturità di uno che ne ha 17 o 18. Non ce l'hanno. Quindi loro non cambieranno mai. I sistemi creati su base comunque non sviluppata dell'uomo, perché l'uomo per essere sviluppato tende ad essere, come tu dici, un uomo buono, un uomo che non faccia del male agli altri perché non vuole che lo si faccia a se stesso. Per avere queste caratteristiche l'Homo sapiens dovrebbe essere evoluto, ma l'uomo non è evoluto. L'uomo ha uno stato esistenziale come un bambino di 12 anni, così come la donna. Quindi E questi sono sicuramente, Sabatina, mi permetto di interromperti, fatti reali. E io, diciamo, condivido anche il tuo sfogo dovuto alla tua esperienza, però noi abbiamo una passione e questa io non voglio dimenticarla per tutti gli amici che stanno ascoltando e visionando questo importante programma. Ritengo importante perché non dimentichiamo gli obiettivi di promozione della lettura e della scrittura. Tu fai qualcosa di straordinario come tutti quelli che hanno partecipato in questo gruppo. Io vi elogio tutti gli iscritti perché grazie a voi io vado avanti con le trasmissioni, siete dei professionisti, avete un animo indipendentemente da tutto quello che succede, ma sono cose reali. Io ho ascoltato il tuo interessante discorso e non bisogna sottovalutarlo, ma questa è la realtà dei fatti, siamo esseri umani, di dover andare però oltre con la nostra passione in quello che sono le nostre capacità comunicative, sociali, di metterci diciamo di fronte a quello che è la nostra realtà. La nostra realtà è quella che noi tendenzialmente, scrittori e poeti, abbiamo un animo per cui possiamo socializzare con gli altri e dare molto di noi stessi con la nostra scrittura, cercando di superare questi ostacoli che fanno parte purtroppo della vita. Io ho notato, a parte la tua importante biografia, scusami ti ho interrotto, ma lo volevo evidenziare, Sabatina Napolitano è un'importante scrittrice, perché io ho notato, e sono orgoglioso di dire che fa parte del mio gruppo, ha partecipato a tantissime interessanti trasmissioni dove è stata intervistata perché è una validissima scrittrice e poetessa come adesso vedremo. Il suo sfogo ovviamente noi lo accettiamo di buon grado perché ognuno, questa è una trasmissione dove si parla, si può parlare anche di queste cose e tende anche a dover esprimere liberamente e spontaneamente la propria idea di quello che noi abbiamo attorno e purtroppo queste sono delle realtà. Ma dobbiamo guardare anche al bello. Il bello è quello che, della tua meravigliosa scrittura, cui adesso ne arriveremo, a cui sono interessati però tutte le persone che stanno attendendo le tue opere e la tua opera di cui adesso parliamo perché tu hai una grande capacità di scrittura e di metterti per metterti a contatto con gli altri e poter comunicare la tua emozione emozionando. Sabatina Napolitano.
Grazie, io volevo esprimermi in merito al pubblico del gruppo. Ci sono poi i gruppi di lettura, così come i gruppi di persone che hanno uno stato di grazia. Noi definiamo uno stato di grazia il modo in cui ci sentiamo quando leggiamo una poesia, il modo in cui il feedback che abbiamo quando leggiamo qualcosa che ci piace. Quindi non è tutto come quella classe di 40 persone che sono Ecco, volevo dire esemplari questo prima. negativi. Però Volevo dire questo. c'è anche tanto bene e fortunatamente Sì, ci sì. sono anche tante persone che comunque anche gratuitamente si spendono per la cultura, si spendono per l'informazione e per i diritti civili. Perché io voglio dire anche una nota positiva per quanto riguarda te. Io ti ho letto, non ancora ho letto i tuoi libri approfonditamente, però ti ho seguito e il fatto che mi piace è che tu sottolinei il gusto della difesa dei diritti civili, quindi è anche un senso della vita, così come può essere quello Grazie. dell'amore per l'arte e dell'amore per la letteratura. Tutte queste cose superiori, tutte queste cose spirituali ci rendono migliori. E questa è Quindi l'immagine che noi dobbiamo dare ai lettori e a tutti quelli che seguono la nostra trasmissione. Sì, io nel primo libro ho trattato, come ti ho detto, i temi riguardanti i cambiamenti climatici, il comportamento dell'uomo e i sogni di un bambino nel cielo di Roge. Nel secondo libro ho parlato di altre tematiche come lo stalking, il bullismo, la violenza di genere, insomma temi alquanto attuali mi interessa sottolinearli perché li ho voluti trattare nei due libri per cercare di dare non solo un'emozione, una curiosità, ma anche non sottovalutare questi temi che sono all'ordine del giorno e di cui si parla in tutti i mass media. Argomenti che vengono trattati a volte sottovalutati anche, specialmente quello che riguarda i cambiamenti climatici, perché proprio questi stanno cambiando e modificando le nostre abitudini di vita e quindi il mondo, creando paure, insicurezze e fragilità. ce ne sarebbe tanto da dire, l'argomento è veramente vasto. È vasto, è molto vasto, è molto vasto. Io ci tenevo a trattare questi due temi, i miei primi due libri hanno trattato questi temi, molti, e io li ringrazio, molti lettori hanno gradito la scrittura sia del Cielo di Roger che il Mistero di Anna, Storia di una donna coraggio, proprio perché sono temi che non solo incuriosiscono, ma sono temi attuali. Magari un libro, io dico sempre, non potrà cambiare il mondo, non potrà cambiare la vita, però può essere un importante mezzo per riflettere. E tu, Sabatina, hai scritto, ecco, abbiamo parlato della tua importante biografia e ho seguito il tuo interessante discorso. Perdona, mi si è bloccato per un poco però, eh? Sì, per un po' sì, avevo notato, infatti ho continuato a parlare, fa parte degli eventuali problemi tecnici ecco, durante la trasmissione, praticamente andando ai tuoi iscritti. Da quello che ho capito, dal tuo passaggio dalla Maddalena, perché tu sei nata in Sardegna, ad Asciano, ha contribuito a farti scrivere l'importante libro di cui adesso parleremo, che si intitola Nelle sue braccia. Ce ne vuoi parlare? Nelle sue Vabbè. braccia. Noi ti ringraziamo, io ti ringrazio, a parte di tutto il gruppo, perché malgrado il tuo Oddio. stato di salute sei stata qui presente e quindi No, ringraziamo Sabatina Napolitano per la sua presenza, perché malgrado ciò sta contribuendo a portare avanti la trasmissione. Attendiamo, vediamo un po'. Eccola qui. no, Bene, dicevo, i bronchi sì, vanno, il problema sì. era il rene, quindi vedremo. Allora, Si mh, risolverà. si risolverà. No, io sono contenta perché chissà, è qualcosa di alchemico che noi ci siamo incontrati e io sto soffrendo come un cane per questi reni. Forse è veramente qualcosa di alchemico. Comunque, io ho scritto questo libro di poesia perché ho raccontato che Asciano, quindi che tipo di borgo è, perché si chiama Asciano, i musei principali di Asciano, perché ad Asciano c'è un museo che si chiama Palazzo Corboli e un altro dedicato a Cassioli. E poi ho raccontato anche tutto quello che ho vissuto nei primi mesi qui ad Asciano in riferimento anche alla mia soggettività. Quindi è un po' quello che provano magari tutte le donne sole che cambiano casa e poi si trovano a cambiare anche anima.
oppure ad aggiungere delle componenti all'anima. Quindi questa cosa se ne potrebbe parlare, è interessante. Poi ci sono delle parti che riguardano anche altre geografie come la Svizzera, San Lorenzo a Sì, Roma, la Grecia e in generale volendo fare una critica possiamo dire che sono delle poesie che riguardano le idee. È un progetto più intellettuale che un progetto di stile. Ad esempio, io ho scritto d'autunno, che era un progetto di stile, quindi non era un esibizionismo, una prova esibizionistica dello stile, di uno stile poetico. Era un progetto che era nato proprio appunto sulla sonorità, sul verso, sul tema dell'autunno, quindi in natura, anche connaturato all'uomo, a delle caratteristiche dell'uomo. Quindi anche gli autunni delle nostre vite, così come gli autunni rivoluzionari e quant'altro. Mentre interessante. qui è un progetto che non ha a che fare con lo stile, sebbene sembra che siano poesie scritte di getto, non è stato affatto così, perché logicamente io dopo aver scritto la poesia l'ho riletta tantissime volte, ho fatto un editing e quando ad esempio sono ripetuti gli stessi verbi, principalmente quelli del sentire, io sento, provo, quando sono ripetuti è proprio perché io voglio sottolineare il dualismo un po' per difendermi, un po' per accentuare il grado che esiste, la distanza tra interno ed esterno. Le poesie quindi sembrano questo effluvio lirico, in realtà sono studiate a pennello, ci sono anche le parti in cui si parla della terra dei fuochi, che è una terra che io ho lasciato, che però ancora ad oggi fa morire persone, è una terra tossica, una terra dove si muore per tumore e nessun politico ne parla. Chiaramente sono andati a fare i comizi in piazza, però poi in realtà nessuno ha fatto concretamente qualche normativa, qualche legge a salvaguardia di queste persone che vivono proprio nella terra dei fuochi. Invece per quanto riguarda Asciano, non so se tu conosci il panorama che viviamo qui, questo che si chiamava il deserto, no? No, no, assolutamente no. Ehm, La Toscana è meravigliosa, però Ecosciano non ho idea di quei Qui si luoghi. parla di Biancane e Calanchi, ci sono tutti dei territori e ci sono delle formazioni argillose, si parla di Sì. argilla, creta, che fanno capolino poi a delle vallate verdi, molto spesso anche delle vallate con dei girasoli o con del grano, quindi il panorama è grigio, spesso, quando noi lo vediamo d'inverno, è grigio intervallato comunque da questi bagliori di color della paglia. Invece in inverno fiorisce tutto e quindi diventa tutto verde, cambia il grado del verde alla paglia, al grano, si intervallano proprio queste distese smeraldo. Questa è la visione che abbiamo girando tra i paesini che abbiamo qui nella provincia di Siena, quindi io sto ad Asciano, però vicino c'è Buonconvento, Serre di Rapolano, ci sono tanti paesini e da un paesino all'altro però ci sono le curve d'Arelli, quella è stata proprio la cosa bellissima nello scoprire queste curve, perché si tratta proprio curve d'Arelli, infatti ci fanno il rally. Sono veramente curve rocambolesche, io non avevo idea che esistessero delle curve simili. Poi è bellissima perché quando c'è la nebbia soffoca il panorama come se fosse una coperta. Molto suggestivo. Si racconta quindi che cosa è stato per me cambiare casa e perché ho sentito poi qui essere la mia casa.
Si parla anche non solo proprio del corso Marteotti, del paese, dei negozi, infatti li descrivo tutti, il Forno delle Crete, la Mencia, tutti li descrivo qui nel libro. Cose tradizionali, particolari, diciamo, legati a quel luogo. Sì, e poi descrivo anche dei dipinti che ho trovato al museo che mi hanno particolarmente suggestionato, e alcuni dipinti, 2 che ho qui nel corridoio. Tutte le poesie sono liriche che interrogano un uomo che sembra un amore platonico, in realtà si va defilando veramente come un amore vero, un amore concreto, dove si sviluppano anche non delusioni, ma si sviluppano nemmeno aspettative, no, si sviluppa una maturazione chiaramente del rapporto. Tutti i rapporti maturano anche e soprattutto i rapporti delle poetesse. Il rapporto che matura in base a che cosa? Qual è la valutazione che può avere una donna di un uomo? La valutazione è il modo in cui il tu reagisce a degli eventi. Qual è la scala non dei valori, qual è la scala delle cose a cui dà importanza? È chiaro che se qua parliamo anche di accademici, è chiaro che tra accademici e tra persone piuttosto adulte, cioè si parla di persone che hanno superato i 40 abbondantemente, c'è un grado di maturità. C'è un grado di maturità che prevede anche delle risposte che siano mature, E non responsabili. sempre arrivano. E il problema Nella realtà in genere non sempre No, il arrivano queste problema non è risposte. quello, il problema è che, diciamo così, l'accademico, così come l'intellettuale, deve prendere possesso dello strumento. Quando tu prendi una persona che ha sempre solo educato, sempre solo insegnato, si è messo là, ha studiato tutta la vita e poi ha insegnato, e lo metti in mezzo a quella classe di 40 persone, per dire, allora lui è spaesato. Cioè, ci deve essere Certo, certo. un'educazione all'atto pubblico. Allora tu nell'atto pubblico devi prevedere come comportarti, perché se tu parli ci sono 30 persone che ti mangiano e 30 che ti odiano e 30 che ti esaltano. Quindi quando tu non sei abituato a questo contesto di Iene anche, tu ti trovi impreparato. Certo, impreparato, ovviamente. Questo può accadere Come a un tutti. pesce fuor d'acqua perché deve affrontare delle situazioni imbarazzanti. Molto imbarazzanti, però questo fa parte della maturità dell'uomo, non dell'insegnamento, dell'uomo. Quindi l'uomo poi si trova questo libro secondo me è interessante anche sotto questo punto di vista, anche per il lettore uomo, perché io scrivo libri che tendono sempre a dare degli input di modifiche anche nell'evoluzione personale, nell'evoluzione delle emozioni. Uno spunto di riflessione, per così La dire. riflessione è diversa. Io credo che questa scrittura sia più pervasiva, perché nel momento in cui io, ad esempio, faccio Ecco, ci puoi riferimento leggere anche qualcosa. Intanto nelle sue eh, braccia quindi prende spunto da quello che è in particolar modo l'uomo, da quello che ho potuto capire. no, prende Hai- spunto da tutti i componenti che hanno a che fare con Però è la legato a qualche esperienza particolare oppure è basato sulla tua riflessione generale di quello che tu vivi siccome quotidianamente? noi abbiamo anche la parola, noi abbiamo lo strumento della parola. Allora, io spesso ho scritto le scene che accadevano qua, ma l'ho scritto al passato, in modo tale che tra 10-20 anni, rileggendo il libro, mi possa rivedere. Quindi è complessa la funzione della scrittura, così come la funzione dei verbi. Alcune poesie ho scelto proprio di metterle al passato, di mettere i verbi al passato, perché io mi sono rivista tra 10 anni a rileggere le poesie e a capire le scene. È evidente che c'è un progetto di lunga durata in questo libro, molto profondo, per
Per uscire questo libro sono stata molto male, anche fisicamente, perché io associo alle cellule anche la scrittura. Sono stata molto male. Sono stata male con la gola, mi è salita la febbre 2 volte. Sono stata male con i polmoni, sono stata malissima. È stata veramente un'occasione anche questa di cambio delle cellule, perché io penso che il DNA emotivo cambi il DNA cellulare. Quindi è stata veramente pervasiva l'azione di queste 100 poesie, perché poi sono 100 testi, quindi in 100 testi, ognuno di 2 pagine, si può capire l'ampiezza e proprio anche la struttura che ho usato dietro questo libro. Io adesso non ce l'ho il cartaceo perché abbiamo avuto, non so come si può dire in italiano, io direi un understanding, non ci siamo compresi, io e l'editore, perché poi l'editore anche lui a sua volta è stato male, quindi dei libri che dovevano arrivare non sono arrivati. Alla fine dei conti adesso non ho il cartaceo, però se tu vedessi il cartaceo, che poi ti manderò se mi dai l'indirizzo, è molto, Ok. molto voluminoso questo libro e credo che sia uno dei miei più voluminosi. Ehm, Ma eh, ascolta, Sabatina, hai qualche poesia in particolare cui tieni di più di questo voluminoso libro, oppure tu tendi a valorizzarle tutte alla stessa maniera? Di questo libro sono 100 testi. Se tu hai fatto caso guardando la mia bacheca Facebook o la pagina Instagram che ho dedicato al libro Sabatina nelle Sì. sue braccia, ho messo dei testi a incidere in determinate fasi, perché il libro segue, questo libro di poesia segue anche la spinta del libro che poi ho scritto di letteratura, non ti dico che si chiama Parole e carte, anche quello è stato terribile, la scrittura di quel libro, terribile. Non mi ha chiesto un rene, ma quasi. Allora, questo progetto va di pari passo a questo romanzo che invece ho scritto, che ha questi 2 protagonisti, Guido e Lorenzo, 2 nomi a caso che però sono per me importanti perché comunque perché essendo ambientati poi in luoghi in cui si scoprirà, c'entra anche chiamarli così i personaggi, quindi mi è piaciuto chiamarli così, ho trovato giusto. Io non sono della scuola che mo stanno uscendo questi esordi che fanno i nomi per far accadere ingiarmi. Secondo me è una stupidaggine. Io ho letto i libri di Bevilacqua, i libri di Nabokov, i libri di tanti altri, ma nessuno si sarebbe sognato di far incontrare persone tra di loro. Calvino parlava di Ludmilla, ma c'è qualche Ludmilla, non saprei, probabilmente la figlia può testimoniare, perché io non ho contatti con la figlia di Calvino. Io sono una scrittrice che sta per fatti miei, casomai avrei più contatti spirituali con Nabokov che lo studio dalla mattina alla sera, però una piccola parentesi per dire che cioè, gli scrittori quando scrivono i nomi, quando hanno scritto i nomi, non è mai successo che facevano gli incroci tra le persone. No, non è quella la letteratura, assolutamente. Io se insegnassi a una scuola di scrittura, perché ben presto credo che insegnerò fortunatamente a una scuola di scrittura, io insegno la letteratura, cioè insegno letteratura, Bene, quella che bene, si bene. studia, quella Ma che si hai fa. sicuramente le capacità per poterlo fare. Sì, ma la letteratura è un qualcosa di diverso rispetto agli ingiarmi che hanno creato oggi, è una situazione ben seria. Oggi volevano dare un modello creato da un singolo, una sola persona ha creato dei modelli. Così si è svegliato e ha creato dei modelli. Questi modelli si sono propagati e piano piano, se non fosse per la mia azione, che fortunatamente è più accademica di questo indirizzo, io sono più accademica di questo indirizzo che potrebbe, no, che è accademico, io risulto più accademica, perché io difendo non la tradizione, ma difendo la verità, cioè un scrittore come Nabokov, se ha scritto Lolita o scriveva Olga o scriveva tanti altri personaggi, non è perché li voleva far ingiarmare nella letteratura, erano magari la figlia di un altro scrittore o no, queste Ho capito il pazzie. tuo messaggio, No, no, il tuo non pensiero. esistevano, non sono mai esistite questi incroci, no, non è mai questa sporcizia, quest'essere così rudi, questa rudimentalità, proprio questo stadio così proprio basso, basso, non è esistito nella letteratura. La letteratura si parla sempre di qualità raffinate,
spirito, si è sempre parlato certo, di raffinatezza, di preziosità. E quello che io dico oro, anche in questo romanzo, anche in questo libro parlo di questo, dell'oro della persona, di quello che ci riempie d'oro. Ecco, nel tuo gruppo tu riempi di vita, riempi d'oro, riempi di nobiltà. E questo è quello a cui chiama la letteratura. C'è nella storia della letteratura tanta letteratura bassa che comunque non volendo per un'azione deterrente ha dato poi l'oro. Anche tanto teatro che ha parlato delle brutture dell'uomo, il teatro di Erodoto, di Euripide, i teatri, cioè il teatro greco è pieno di brutture, ma poi in realtà hanno trasformato le persone in oro, le persone in nobiltà. Ed è proprio questo il punto della letteratura, di rendere alti e nobili gli spiriti, di dare senso alla nostra esistenza, di quel più che ci libera dalla pochezza, quello che ho sempre detto anche in Calabria, perché altrimenti la letteratura non avrebbe senso e certamente. diverrebbe lo sfogo sporco Fine a se stessa, diciamo, si ecco. accaparra i beni, uno Non sporco avrebbe gioco, modo no, di no. esistere, non avrebbe modo di esistere. Sporco gioco di chi si accaparra i beni. Questa è una delle cose più schifose che potrebbero accadere e sono accadute. Per Senti, il tuo Sabatina, libro, a parte questa tua idea, ovviamente hai abbracciato in maniera abbastanza esaustiva e approfondita quello che in realtà poi accade. E ti andrebbe di leggere un qualcosa per poter emozionare in questo momento chi sta visionando questa trasmissione? Su un qualcosa che può farci emozionare e riflettere sui tuoi meravigliosi scritti di Nelle sue braccia. Se ti va io ovviamente di leggere qualcosa. Io sono convinta che l'emozione della poesia riguarda un aspetto lirico. Io non sono convinta nel fatto che io leggendo una poesia riesca ad emozionare, perché io non sono chiamata a fare l'artista. Questa è una prerogativa dell'artista col Ho pubblico capito. ed è Sì. evidente. Ed è questa prerogativa che ha mandato avanti la storia, perché la storia della letteratura è il rapporto dell'artista col pubblico e questo ci siamo. In realtà però io penso che sia più profonda l'azione della poesia, perché l'azione nella poesia nel leggerla privatamente, nel proprio io, muove un'azione più forte dell'emozione, che secondo me non è manco quella di rivedersi nelle poesie, ma è quella di creare altra poesia oppure di riflettere su una condizione storica. Quindi io sì, la leggo il testo, però i miei testi più che emozionare in positivo che in negativo, più che scaturire rabbia, amore, passione, sono testi che tendono a incidere sulla condizione esistenziale. Quindi spesso mi capita che i miei testi muovono della filosofia anziché muovere. Quindi più riflessivi, No, sono legati testi alla riflessione. sono legati all'esistenza, sono legati alla condizione dell'uomo, quindi non Sì, muovono. sì, sì. Spesso sono legata alla scuola di Montale. È vero che si parla di Montale quando in Italia si vuole dire la scuola accademica, non è così. Io sono legata a Montale per delle ragioni ben serie. La scuola di Montale non è solo una scuola del male di vivere, così volgarmente. La scuola di Montale non è solo la scuola del correlativo oggettivo. La scuola di Montale è una tradizione che noi portiamo all'interno del nostro io e che si sviluppa anche in altri stili. Quindi non è detto che lo stile deve essere per forza quello del correlativo oggettivo o Sì, dell'endecasillabo. sì. Quindi io portando la lezione di Montale, le mie poesie tendono a regalare una riflessione sulla condizione esistenziale anziché un'emozione. L'emozione potrebbe essere quella di diversamente intesa sia da una donna che rispetto che un uomo, perché queste poesie sono molto molto legate a una condizione sociale anche, a una condizione puramente, volgarmente, banalmente, anche economica. Quindi è anche il passaggio da una condizione comunque di vita dove si viveva in un nucleo familiare, mentre adesso io vivo
col cane, quindi non c'è il nucleo familiare, ma c'è il desiderio di costruire il nucleo familiare. Quindi tutta la riflessione esistenziale sulla natura anche della donna, sul fatto che la donna, sul modo in cui una donna si rende autonoma e sul modo in cui una donna sola riesce a sopravvivere al mondo. Perché il mio tentativo è stato anche quello di abbracciare la lotta delle donne in Iran, perché con questo libro io sottolineo che vivere in modo libero la condizione di essere donne è un motivo di poesia. Quello che sta accadendo in Iran, quello che sta accadendo nella rivoluzione delle donne nel pianeta è motivo di poesia. Tutta la ribellione, tutta la forza che queste donne hanno è motivo di poesia. Perché appunto la poesia è uno strumento politico, la poesia è uno strumento sociale. E la poesia che non lo diventa, diventa quel gioco basso di rendiconti, di accaparramenti di beni, penso che non sia proprio la letteratura. Noi intendiamo letteratura qualcosa che incide politicamente, qualcosa che incide nella società. E che sia universale, quindi che possa, diciamo, portare del bene, ecco, un po' a tutti, universalmente parlando, ecco, con il messaggio, la riflessione. Hai, diciamo, sottolineato degli aspetti e degli elementi importanti questa sera. Complimenti. Sì. No, no, Specialmente delle donne, della condizione delle donne in Iran. Quindi perché è hai quello che io sottolineato, penso, sì, è quello che io penso. è un Perché argomento io importante. nel mio piccolo ho vissuto tante piccole situazioni di coraggio che mi hanno portato a delle esperienze, perché a volte io vedo anche le ragazze più giovani di me, ma anche meno giovani di me, più adulte di 10 anni, sbagliare clamorosamente, oppure esibire l'errore. Si potrebbe parlare di trash, però io non esibisco l'errore. Io ho imparato ad avere vergogna dell'errore e desiderio di custodire. Diversamente da queste donne che lottano per la vita, veramente, per la vita. Cioè, loro stanno proprio a livelli che Sì, noi ci lamentiamo del fatto che io ho una vita, cioè io faccio le fotografie e un'altra s'accaparra i siti sopra le mie fotografie perché è una pazza. E invece di pensare alla vita di queste donne che non hanno manco il minimo, il minimo. ecco, ritornando a quel discorso iniziale della superficialità, perché bisogna sottolineare appunto le cose più importanti e quindi non essere superficiali, dimenticando appunto quegli aspetti di cui si potrebbe invece parlare e non perdere tempo con le cose futili. Il concetto di il concetto di Sì, vita vuol dire che deve essere un concetto ehm, che deve, per tutti i paesi, per tutti gli stati, ci deve essere un concetto di vita nel senso di sopravvivenza, di condizione civile, democratica, uguale per tutti. Quello secondo me è un concetto universale, mondiale, bellissimo. Se vogliamo, cattolico anche, perché per me non è certamente. possibile. Io, ad esempio, ho vissuto situazioni pericolose, strane, dove mi sono trovata a vivere da sola anche in delle zone un po' pericolose, ma non pericolosissime. Però io avevo la libertà di girare, io avevo la libertà di sbagliare, cioè io avevo la libertà di scelta, avevo la libertà di esprimermi. Non facevo sfoggio dell'errore, non ho mai fatto video ballando allo specchio, né mai fatto sfoggio. Non che ballare davanti allo specchio sia un errore, però nel senso che, per esempio, se io che scrivo poesie mi mettessi col costume o così a fare la ballerina, perderei proprio di credibilità, perlomeno per come la penso io. Certamente. Sì. Ah, quindi l'abito non fa il monaco, ma c'è anche un posto per tutti. Se tu vuoi, se io voglio fare la scrittrice, è evidente che devo prendere una forma. In passato ho anche sbagliato per quest'idea della libertà. In passato devo ammettere, ho anche messo foto in costume, in passato ho anche fatto dei balletti sempre coperta, decorosa e tutto, però poi mi sono resa conto che davanti a me avevo una scelta proprio lavorativa. Se io voglio fare la scrittrice, devo avere una forma, devo prendere una direzione e si fa una scelta, un dolore terribile.
Però nel caso di queste donne non hanno scelta, perché devono solo mettere il velo. Vivono condizionate, hanno delle condizioni, Poi il velo, chiaramente abbiamo questa parlato anche libertà con di cui abbiamo parlato Tiziana. prima non la vivono, No, non la abbiamo vivono. parlato anche con Tiziana del fatto che comunque queste terribile, queste Mi dispiace. mo mi passa, no, perché io il dolore ce l'ho fisso, però quando mi viene la colica, mamma mia, terribile. Terribile. Allora, quello che volevo dire è che, no, che queste donne non hanno la libertà di poter scegliere di sbagliare. Comunque in questa teoria, anche che abbraccia il fatto che una donna sola che cambia casa ha la forza di denudarsi spiritualmente, di dire che crede in Cristo, una pazza, che crede in Cristo, che, associa a Cristo i movimenti dell'anima e del corpo, che ama un uomo e dice a quest'uomo il modo in cui lo ama e il modo in cui lo desidera, che racconta come cambiare da una esperienza urbana cittadina con tante persone a un'esperienza dove vivono pochissime persone e ti trovi a vivere comunque spesso le stesse persone tutti i giorni. Ci vuole una sorta di coraggio, ci vuole coraggio, perché io vedo ad esempio le mie amiche che sono uscite dal liceo, si sono fidanzate, hanno fatto 10 anni, 12 anni, 15 anni, 16 anni con lo stesso uomo, si sono sposate e hanno avuto i figli. Allora, io non voglio dire che hanno fatto bene, hanno fatto male. Anch'io dovevo sposarmi a 22 anni, dovevo sposarmi. Mi dovevo sposare nel 2012, il 19 settembre, non mi sono più sposata. È diversa la condizione, parliamoci chiaro. Una donna che è vissuta da sola da quando aveva 22 anni, 23 anni, 22 anni, fino ai 34, perché io sono vissuta da sola significa senza proprio una spalla maschile, perché gli Senza un uomini appoggio. senza un appoggio, gli uomini servono a non sbagliare, servono a custodirti, un uomo A serve. proteggerti, Allora, tu che hai una a situazione, consigliarti. sì, ma tu che hai una situazione completamente diversa da me, io non conosco, io ho dimenticato che cosa significa avere un uomo in casa continuativamente. Cioè io non saprei nemmeno come gestire una presenza vera, quindi mi devo fare un adattamento perché un uomo porta un peso, è utile, ma porta anche un peso spirituale, emotivo, affettivo, curativo e tutto. Quindi una donna che per tanti anni è stata col marito e tutto, è stata coccolata, è stata amata, riverita, cioè ha avuto tutto lei, non si può paragonare a una povera crista come me che sono sempre vissuta da sola, ho fatto delle esperienze maledette. Certamente, sicuramente, sicuramente. Io mi sono trovata a vivere in delle zone. Ripeto, ho vissuto ai quartieri spagnoli, ho vissuto a Scampi, ho mai avuto paura? No. Insomma, hai fatto delle esperienze varie per cui hai un Ma sono vissuto esperienze abbastanza che tutte le profondo. studentesse fanno, però Sì, per dire che sarebbe dignitoso non solo per gli uomini, per gli accademici, ma sarebbe dignitoso anche per gli altri intorno, smetterla di sparare alla Croce Rossa. Cioè sarebbe più dignitoso provare ho capito il quella messaggio, benevolenza. No, Sabatina, ma è interessante. inutile perché abbiamo detto che non verranno mai educati. Ora, il punto è che io, al di là del fatto che ho voluto dare un manifesto di coraggio a queste pagine, c'è anche poi tutto l'aspetto artistico. Ad esempio, questa non l'ho mai condivisa, però mamma mia, è terribile questo dolore perché sembra che parte dal midollo spinale, ma non è l'anima, Sì, sì, purtroppo sì. rena. Lo so. Non So è, come, mamma so, mia, so quello che si vive quando si hanno questi fastidi. mamma mia. Adesso cerchiamo di concludere dopo questo interessante discorso di Sabatina No, Napolitano che ho guarda, ascoltato io ti ringrazio attentamente. che mi hai fatto compagnia, perché stasera sai che facevo? Mi mettevo a leggere,
a soffrire. È una cosa interessante, appunto il gruppo è per promuovere la lettura e la scrittura, comunque Sì, interessante, grazie ancora per la partecipazione, malgrado la condizione, la dobbiamo ringraziare Sabatina Napolitano, ha detto delle cose interessanti, adesso magari concluderemo, se come abbiamo detto prima, no, volevo se vuoi leggerti leggere qualcosa, se vuoi sia leggere questa. magari qualcosa del tuo Sì, libro, allora, siamo arrivati a e leggere una concludere poesia. diciamo con i Sì, nostri lettori. la tempera, comunque chiunque voglia il libro poi mi può contattare, si vede come poter fare. sabatina.napolitano@gmail.com. Perfetto, Allora, perfetto. La tempera su tavola, documentata dal 1449 al 1492 di Pellegrino Mariano di Nossini, è dedicata alla Madonna col Bambino e gli angeli. Era in una cappella a Monte Sante Marie. Al centro la Vergine guarda alla sua destra e regge il bambino sul braccio destro. I capelli di un marrone chiaro le si vedono appena ondulati dal manto blu cobalto. Il manto si regge con un bottone in petto, dello stesso oro delle aureole di tutti i quattro personaggi. Sotto al manto della Vergine, dai risvolti bianco sulla testa e verde sul busto, un abito con le maniche che fuoriescono in oro e le vesti di un rosa antico che formano delle pieghe a partire dalle ginocchia del bambino. Il bambino guarda a destra, benedice con le due dita della mano destra ed è avvolto in una veste candida, azzurro chiaro, fermata da una corda arancio con un nodo in vita. Anche gli orli del suo vestito sono in oro. Con la sinistra regge un bigliettino su cui la scritta EcoS. I due angeli a destra e a sinistra hanno le mani giunte. L'angelo alle spalle di Maria le sembra quasi toccare la spalla. Dal volto incorniciato di riccioli appare un sorriso pacato. L'angelo vicino al bambino ha i capelli ondulati e guarda in basso. Le ali spuntano appena, come altro angelo. I colori vivi e delicati esprimono gioia e sacralità. La mamma e il figlio guardano entrambi nello stesso punto, come in un'intima comprensione. I dettagli dei capelli del bambino, ondulati e ricchi di riflessi di luce, richiamano quelli degli angeli di diversa forma. L'angelo che sorride ha una veste color arancio, l'altro più dimesso, verde scuro. Questo è un dipinto Bellissime parole, complimenti, no, è una complimenti. Io ci tenevo ad descrizione ascoltare qualcosa. è una descrizione di un dipinto che si trova, però Sì, è sì, meraviglioso perché ti fa volare. Quindi è sì. anche bello il fatto della pittura del dipinto. È bellissima perché in questo sviluppo dell'emozione riguardante la contemplazione del bello, in questo si sviluppa l'emozione che riguarda proprio lo spirito artistico, la contemplazione dell'arte. E il passaggio che si fa nel dare a un quadro le parole è un'operazione veramente interessante. Straordinaria, Sì, meravigliosa, affascinante, cioè Mazzucco il poter descrivere quello che uno vede. sì, sì, però farlo in poesia, perché io poi l'ho Farlo in modulata poesia, esatto. con la poesia. Questa è un'esperienza che è stata comunque proposta da molti, però non tanti. Ad esempio, Melania Mazzucco, lei solitamente legge dei dipinti e ne scrive dei saggi. Io ho adottato questa formula già nello scorso libro che si chiama Corsivo, avevo già parlato di alcune opere, qui invece mi sono soffermata proprio sulle opere che ci sono ad Asciano, che mi sono piaciute tantissimo. E tra l'altro, se ti trovi a venire qui, ti consiglio di visitare questo Certamente, museo, chi lo sa questi in due musei. futuro, se dovesse avere... Sono dei musei rilevanti, molto Sì, importanti sì, sì, dal sì, sì. punto di vista nazionale. Ci sono veramente tante opere. Non si sa mai, non si sa mai, un domani. Comunque è interessante tutto quello che hai detto, Sabatina. Avremo modo anche, visto che il tuo volume è alquanto ampio, c'è parecchio materiale cui poter parlare, approfondire, come abbiamo fatto questa sera. Infatti ci siamo dilungati però con cose interessanti. Avremo modo anche di ripetere Passione d'autore. Io vi inviterò nuovamente a partecipare
Sabatina Napolitano, scrittrice e poeta, perché ha tanto materiale per poter parlare, discutere come questa sera, quindi il programma potrebbe durare ore e ore, ma ovviamente poi dobbiamo concludere per magari poter dare spazio anche in un prossimo appuntamento di Passione d'autore sempre con Sabatina Napolitano, magari quando ci risentiremo nuovamente, io ti inviterò nuovamente, tu preparerai qualcosa di interessante come questa sera, io ti ringrazio perché veramente c'è da parlare di tanti argomenti e io faccio i complimenti non solo per i tuoi iscritti, ma anche per la serietà e la professionalità con la quale lo fai e poi anche per aver affrontato gli argomenti importanti, le donne in Iran, ma poi tutti gli argomenti che riguardano l'esistenzialismo, insomma un po' tutto, quindi argomenti interessanti. Io ho ascoltato attentamente e riflettevo sulle tante parole che hai detto e quindi che sono anche un monito per far riflettere tutti coloro che hanno ascoltato Passione d'autore questa sera per il gruppo Cuore, Parole, Pensiero. Sabatina Napolitano, io ti lascio anche concludere dopo queste belle parole, la descrizione di questo dipinto, nelle sue braccia, ricordiamo questo interessante libro di poesie, dove possono trovare eventualmente i Su futuri IBS, acquirenti questo libro su IBS. su IBS. Sì, è presente, o si può anche chiedere. Eh, Comunque io volevo anche salutare la Sicilia, veramente. A me dispiace che ho fatto il video parlando perché è la prima volta che parlo proprio con un autore, uno scrittore siciliano, che vengo intervistata Ho capito. dopo il 2013. Però è Della stato... serie c'è sempre la prima volta. No, no, dopo il 2013 ho Dopo il sottolineato. 2013. Quindi volevo dire anche grazie alla Sicilia, grazie. Grazie. Grazie a te, grazie anche per tutto quello che fai per la letteratura, per cose veramente interessanti, interessanti. Poi tra l'altro ricordiamo che Sabrina Napolitano è un insegnante, quindi vive ad Asciano e svolge questa professione, questo passaggio importante che l'ha Poi portato a quello ci sarebbe scrivere. da dire. Ci sarebbe da dire, magari lo diremo appunto nei prossimi Nei appuntamenti. prossimi appuntamenti. Ovviamente Sabatina Napolitano, quindi la premessa è quella che poi successivamente sarà invitata per una nuova trasmissione di Passione d'autore. Daremo ovviamente ora spazio a tutti gli altri perché ci sono tante persone che vogliono partecipare, ma ti manderò il nuovo invito per un prossimo appuntamento per una nuova chiacchierata interessante come abbiamo fatto questa sera parlando di questi argomenti. Mi fa molto piacere, magari ci vedremo anche di persona per una presentazione, molto molto onorata. Bene, bene, non si sa mai, non si sa mai. Io sto continuando ovviamente a promuovere la lettura e la scrittura con il gruppo e poi ovviamente la scrittura di altre cose interessanti dopo i primi Ma due la romanzi. diretta possono vedere solo coloro che sono iscritti al gruppo, però. È Che chiaro? cosa? Questa La diretta la possono trasmissione? No, no, vedere. no, 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 questa è condivisa su Facebook, sul mio profilo, per cui la Allora possono vedere tutti. dopo la condivido. Successivamente la condividerò sul gruppo Cuore Parole Pensiero, quindi inizialmente su Facebook, sul mio profilo, quindi Volevo aperta a ringraziare tutti. tutti i componenti di questo gruppo, perché se anche ho questo dolore a rene, mi siete entrati nel cuore, veramente. È Ma noi ti stata una ringraziamo gioia. tutti, Avete fatto tutti la i storia. 1700 quasi iscritti, che è grandioso, il gruppo che sta crescendo. Ti ringraziamo, io ti ringrazio da amministratore perché hai partecipato malgrado la tua condizione di salute, quindi questo dobbiamo fare un plauso a Sabatina Napolitano per la sua Perché disponibilità, ma anche la sua te l'avevo promesso e professionalità. ci tenevo veramente. Ora ci salutiamo, grazie, grazie mille. Ci a risentirci. Grazie ancora Buona e a serata. presto. Buona Ciao. serata quindi a Sabatina Napolitano, grazie ancora. Amici del gruppo Cuore Parole Pensiero, vi ringrazio per aver visionato quindi Cuore, parole, questa pensiero. Cuore, Parole, Pensiero, quindi passione attraverso le parole e il pensiero. Questo era raggruppato il titolo che allora ho avuto in mente per quando 3 anni fa ho avuto in mente di ideare questo e creare questo gruppo che grazie a voi, io dico grazie a voi, sta andando avanti. C'è anche il mio progetto che riguarda, che come hai potuto vedere, poi manderò il link su Cuore e Parole, che riguarda l'eventuale pubblicazione di un catalogo, poi ti manderò il link che spiegherà tutte le attività del gruppo Cuore, Parole, Pensiero. Poi avrò modo, come sto facendo, di portare avanti questo progetto grazie a tutti gli iscritti. Bellissimo, bellissimo. Buona serata. Ciao. Buonasera a tutti, buonanotte, al prossimo appuntamento da Vladimiro Lamantia, il gruppo con le parole insieme è tutto, quindi al prossimo appuntamento con Passione d'autore. Buonanotte.